Ciao a tutti e bentornati a 5 News, l'appuntamento con le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo la notizia dell'inaugurazione di Dolci Sinfonie, la nuova gelateria di Piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo, aperta dal titolare Michele Villanova. Alla numero 4 troviamo la notizia della scomparsa di Luigia Bellè, madre generosa di 11 figli, stimata e apprezzata da tutta la comunità di Sernaglia della Battaglia. La terza notizia più cliccata della settimana è una lettera ricevuta dalla nostra redazione, che racconta il disagio di cinquantenni rimasti senza lavoro. Dei minorenni aggrediscono l'autista, i carabinieri fermano la corsa. Alla numero 2 troviamo l'episodio accaduto a Pieve di Soligo, che ha coinvolto una corsa della MOV. La merce è priva di provenienza. Alla numero 1 troviamo la notizia del verbale dei NAS nei confronti dell'agriturismo Cal Ronche di Refrontolo. L'appuntamento con 5 News termina qui. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata.